Non dimentico quelle telefonate di Giorgio che appunto magari andando da Castelfranco alla sede del giornale si fermava al bar, recepiva i suggerimenti o stimoli o anche proteste dall'uomo della strada e subito costruiva l'editoriale, subito chiedeva all'opinionista di confrontarsi con questo tipo di sollecitazioni. E questa era una cosa estremamente viva, estremamente stimolante e quindi quando potevo certamente collaboravo molto volentieri. La lezione di Lago, una grandissima lezione, è quella di un giornalismo laico, cioè di un giornalismo che non sostiene tesi, che non vuole vendere dei prodotti e soprattutto prodotti di idee o sedicenti tali, ma che sta ai fatti, che giudica le cose e non le persone. Questa fa la grandissima differenza. Oggi è venuto meno, soprattutto nelle informazioni, il rispetto per la persona, e questa è la grande lezione di Nago, la sua straordinaria apertura a tutti per poi dire la sua sempre con grandissima chiarezza. E direi che ci sarebbe più che mai bisogno di uno come lui in un Veneto che, come vediamo, sta arretrando non solo in economia ma in tante altre posizioni e purtroppo questa figura ci manca e si vede. È stato, devo dire, un grande giornalista, ma soprattutto una grande persona, un grande uomo, senza cadere nella retorica, ma era così. Io con lui, oltre a stimarlo, mi divertivo molto. Devo dire che era molto ironico, era piacevole starci insieme, era molto acuto nelle sue cose ed era una persona estremamente intelligente. Quindi si può dire che il ricordo del nome Pablito è un po' la punta dell'iceberg poi di fatto. Ma io ci tengo a questo perché lui mi ha coniato il nomignolo Pablito nel 78 in Argentina. Molti pensano che sia legato al Mondiale di Spagna 82, invece no, era il Mondiale precedente, quando lui veniva e seguiva i mondiali, abbiamo vissuto tante cose insieme e questo nomignolo me lo porto dietro, insomma, io lo ringrazio ancora oggi perché è diventato questo nomignolo un sinonimo nel mondo, anche perché io quando vado in giro nel mondo ancora oggi mi chiamano Pablito, quindi significa che quel nomignolo ha fatto un po' di storia. Parlare di Giorgio Lago e ricordarlo mi è particolarmente piacevole perché Giorgio Lago è stato non solo un grande amico, io l'ho definito anche un fratello maggiore. È quello che mi ha aiutato, Giorgio Lago mi ha aiutato nel mio lavoro di sindaco. Avevamo colloqui quasi settimanali con Giorgio Lago e io da lui ho assorbito proprio tutti i consigli, i suggerimenti. Il nostro era un confronto molto importante, soprattutto per me. Fu tra i primi a leggere e a seguire con attenzione quei contributi della scuola di Miglio sotto il titolo Verso una nuova Costituzione. Giorgio Lago vedeva già allora la crisi della forma partito, la crisi di un parlamentarismo che rende pressoché impossibile la decisione, vedeva le difficoltà di un sistema istituzionale amministrativo deresponsabilizzante e quindi l'esigenza di una riforma di sistema, non di qualche accomodamento. In un modo o nell'altro è riuscito a dirigere il giornale per 12 anni senza un giorno di sciopero, ecco, per la capacità appunto di relazionarsi ai colleghi, di fare un po' da tramite fra i colleghi e la proprietà. Punto d'onore, diciamo, il punto importante dell'idea di giornalismo di Giorgio Lago era la chiarezza. La chiarezza e la comprensibilità sono un dovere civico e questa è una lezione, credo, non solo per i giornalisti, sicuramente per i professori universitari, ma un po' per tutti. Si parla e si scrive per farsi capire, altrimenti meglio tacere. L'immagine che io ho di Giorgio Lago è un giornalismo che ha la schiena dritta, ma per avere la schiena dritta non bisogna fare sempre la faccia feroce, qualche volta forse è anche necessario, ma basta la convinzione delle proprie opinioni, la propria educazione e anche umiltà di mettere in discussione quello che si scrive se poi la realtà intorno a noi cambia. Un giorno mi chiamò e mi disse: molto bello il tuo articolo oggi. Certo, mi domando se era necessario l'uso dell'inglese in una forma così estesa.
Allora, cosa ci stava dentro a questa critica? Ci stava esattamente la necessità di proporci di parlare al pubblico più largo possibile e di uscire dalla logica del mandarino che parla ai palazzi. Potremmo dire che Giorgio Lago è stato un po' uno dei precursori di quello che adesso viene considerata la terza missione dell'università, che all'epoca non c'era, e quindi questo stretto legame tra le accademie e i territori che li ospitano. Giorgio Lago è sicuramente una figura importante per tutto il nord-est. Io desidero ricordare l'amico direttore Giorgio Lago per i suoi 12 anni che assieme a me ha vissuto come direttore, dandomi un appoggio da manager, direi quasi, piuttosto che da direttore. La figura di Giorgio Lago porta con sé una grande intelligenza, una grande capacità di scrivere. Fosse qui oggi io gli darei in mano Palazzo Chigi e l'ufficio del drafting, perché si tratterebbe di insegnare a coloro che scrivono i testi legislativi come si fa per essere capiti. Ricordo la figura di Giorgio Lago soprattutto perché era un cittadino di Castelfranco e io, essendo di Castelfranco, l'ho incrociato più volte quando io ero ancora adolescente, perciò non mi rendevo conto della figura, del peso che poteva avere questo personaggio molto elegante e distinto che passeggiava per la mia città. Giorgio è stato un giornalista molto acuto e direi con una cifra stilistica molto sua, fatta di attenzione ma anche di discrezione, di rispetto, di buona educazione. Una volta c'erano anche dei giornalisti educati. Di Giorgio Lago continuo a sentire la mancanza dopo averne avvertito fortemente la presenza. Non ci conoscevamo e organizzò il primo incontro Carlo Caracciolo. Vedrai che ti piacerà, mi disse. Trovai un uomo fatto col fil di ferro, dritto, schietto, appassionato di giornali come strumento per capire, non solo per informare. Giorgio faceva il giornalista spinto dal bisogno di capire e sapeva spiegare, raccontare. Ricordo pranzi dove non si smetteva di parlare, di fare progetti, di organizzare giornalismo. Ero felice di averlo trovato. Poi la telefonata per annunciarmi la malattia, l'operazione. La frase al chirurgo: stia attento, ho bisogno di vivere e voglio lavorare. Giorgio Lago è stata una persona che in me ha lasciato il segno e mi ha aiutato a capire. Lui è stato quello che voleva fare e sapeva farlo molto bene. Un abbraccio a tutti, ricordando un amico e un grande giornalista.